Una felice intuizione nel 1868 e nacque la prima scuola per dottori commercialisti, ossia Ca' Foscari. L'Ateneo veneziano è sempre stato all'avanguardia nelle discipline formative che ha proposto nei suoi 150 anni di vita. Un'università al terzo posto in Italia, con una vocazione da sempre internazionale. Il 38% degli studenti arriva da fuori Veneto e fuori Italia. Un'università come il Bo di Padova che punta alla formazione delle future generazioni, ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente alla cerimonia dei 150 anni dell'Ateneo al Teatro La Fenice. Il Capo dello Stato ha evidenziato l'impegno dell'università italiana, pur con tutti i suoi limiti, a formare la vita agli studenti in una prospettiva di crescita globale del Paese. Il rettore Michele Bugliesi, dopo un excursus sulle caratteristiche raggiunte dall'Ateneo Lagunare, ha lanciato un messaggio alla politica affinché l'istruzione sia al centro della propria agenda. Durante la cerimonia di inaugurazione del 150° anno accademico di Ca' Foscari è stato conferito il dottorato honoris causa in Economics al professor Richard Blundell dell'University College of London. Ha tenuto anche una lectio magistralis di mezz'ora e ha fatto sorridere la platea dicendo: di solito io sono abituato a parlare non meno di un'ora e mezza. Ad accogliere Sergio Mattarella l'inno di Mameli intonato dal coro del Teatro La Fenice.